vinto i suoi europei oggi? Ah sì, decisamente, sono veramente contento e felice, è stato un percorso difficile, impegnativo. È felice Sergio Giordani, da tifoso e grande appassionato di calcio, ha gioito con la nazionale. Da primo cittadino sorride per questa vittoria della città. Una vittoria di squadra e l'elenco dei ringraziamenti è lunghissimo. Con la sottoscrizione pubblica della permuta nella sede antica dei tribunali della città, il Palazzo della Ragione, tra il primo cittadino ed Edoardo Maggini, direttore dell'Agenzia del Demanio Veneto, si pone fine a un percorso lungo decenni, perseguito con determinazione. Avremo da oggi, la proprietà della Prandina è nostra, la proprietà di Via Anelli ovviamente è del Demanio, là sarà costruita la nuova questura di cui noi saremo a stazione appaltante, il che significa che noi faremo le gare, non la progettazione ovviamente, la progettazione si sta interessando già Bernardini con Genericale, per cui stanno già lavorando sopra. Alla città promette l'impegno, chiesto in modo ufficiale da prefetto e questore, entrambi presenti alla firma, di mantenere all'interno di Palazzo Wollenborg, parte storica dell'attuale questura, la sede del commissariato del centro città. Sulla Prandina il dialogo è aperto. È un'area delicata, un'area in cui bisogna concordare con la sovrintendenza e tutto. Il sogno sembra anche quello di liberare la piazza di Insurrezione, ma va con calma, con gradualità, come tutte le cose. Alla fine bisogna limare tutte le punte, trovare la mediazione, come dico io spesso volentieri, in modo tale che tutti siano contenti. Non può esserci parcheggi, non possono essere solo alberi e via di mezzo, che fa bene a tutti quanti. Il progetto sull'ex Prandina vedrà la luce prima del 2022, data naturale di scadenza della sua amministrazione e l'impegno del sindaco. 7 anni e circa 50 milioni di euro dovrebbero servire per la realizzazione della questura in via Anelli. Sulla ex Prandina i giochi sono aperti tutti o quasi.